Prima dell'Alto Medioevo la Carnia era scarsamente abitata, perché gli insediamenti umani preferivano la pianura. Solo dopo il 1000, con l'aumento demografico, si cominciarono a costruire i primi paesi. Nel 1300-1400 le abitazioni erano per lo più costruite in legno, ad un vano unico con il tetto di paglia, dove si svolgevano tutte le funzioni vitali come mangiare e dormire. Il pavimento era in terra battuta, con un angolo lastricato di pietre per accendere il fuoco e cucinare. Nel corso degli anni il perimetro di fondazione delle pareti esterne è stato costruito in pietra per evitare che il legno a contatto con la terra marcisse. Più tardi tutto il piano terra veniva realizzato in pietra per rendere la casa più robusta e sicura, a riparo dalle intemperie e dagli incendi. Questi ultimi, in particolare, ancora nel 1700, erano eventi frequenti che annientavano interi villaggi. In questo regolamento del comune, la vicinia, di Cercivento di Sopra, si fa divieto di tenere acceso il fuoco di notte. I muri perimetrali della casa carnica, all'inizio del 1900, erano completamente in sasso, fatta eccezione per i solai ed il tetto, che erano in legno e ricoperti di scandole o di tegole, anche se talvolta si potevano ancora vedere tetti in paglia come questo di Collina. Con l'aumento della popolazione, le case tradizionali si svilupparono in altezza, per evitare di occupare spazio prezioso da dedicare all'agricoltura, in montagna molto raro. Questa è la maggior differenza con le case di pianura, che invece si svilupparono orizzontalmente con la tipica forma ad L della cascina. La fotografia che abbiamo preso in considerazione ci fa vedere un'abitazione di Forni di Sopra del 1800 ristrutturata nel 1900. Si tratta di una bella casa che mette in mostra gli elementi tipici di questa vallata. Il legno che invade tutta la facciata, compresi i ballatoi e le scale, dà leggerezza all'insieme. I materiali che venivano utilizzati erano in prevalenza legno e pietra, facilmente reperibili in zona, e presenti in tutta la Carnia, dove torrenti e fiumi lambiscono i paesi. Le cave da cui si estraeva il marmo ancora oggi sono rintracciabili in diversi comuni e frazioni. La pietra più utilizzata era il tufo, un materiale poroso di facile lavorabilità, con cui si facevano stipiti e portali. Anche il bosco era una risorsa fondamentale, un bene comune utilizzato non solo per motivi costruttivi, ma anche come fonte di scambio per le necessità della comunità. Doveva essere tagliato in autunno, in vecchio di lune, e portato in segheria per la riduzione in travi, travicelli e tavole, e quindi lasciato essiccare e stagionare per almeno un anno. Altro importante materiale da costruzione era la calce, che assieme alla sabbia formava il legante, la malta, per tenere assieme i sassi e le pietre dei muri perimetrali, nonché per intonacare le pareti. La calce si ottiene versando acqua sui sassi di carbonato di calcio, cotti a 800 gradi. Anche questo materiale veniva recuperato nei fiumi o nelle cave apposite, quindi cotto nelle fornaci di paese o in quelle adibite appositamente per l'occorrenza e poi spento direttamente in cantiere. I materiali necessari erano trasportati in cantiere con mezzi semplici che prevedevano in gran parte l'uso della forza fisica: carretti, carriole, slitte e carri trainati da animali. Il più delle volte erano costruiti all'interno della famiglia o da parenti o conoscenti e continuamente aggiustati e adattati per gli usi più diversi. Erano in gran parte, se non totalmente, in legno, con poche aggiunte indispensabili in metallo. Ma più spesso veniva usata la gerla, utilizzata quotidianamente da tutti, grandi e piccoli, ma soprattutto dalle donne, come si vede in questa foto di gruppo che sta festeggiando la fine di un'attività lavorativa. Non c'era l'impresa edile per la costruzione della casa, si utilizzavano le competenze familiari.
come si nota dagli strumenti in mano ai componenti di questa famiglia: scalpellino, boscaiolo, carpentiere, falegname. Ma anche muratore e fabbro coesistevano in uno stesso individuo e, all'occorrenza, si richiedeva ad un altro parente, fratello o cugino, le specialità necessarie. Tutta la famiglia era coinvolta nella costruzione. I bambini aiutavano i genitori anche nei lavori pesanti, come per l'attività agricola. Quando occorrevano grandi quantità di materiali, oppure questi erano troppo pesanti, come le travi del tetto o il forno per la cottura della calce, tutta la comunità partecipava al lavoro, nei momenti di pausa dell'attività lavorativa principale di ognuno. La costruzione della casa durava dai 3 ai 5 anni ed era condizionata dall'andamento delle stagioni. Si iniziava trasportando in cantiere i materiali occorrenti: pietre, sabbia e sassi, mentre le travi per i solai e le tavole per i pavimenti del primo e secondo piano era necessario predisporle già dall'anno precedente. Le fondamenta per i grossi muri perimetrali in sasso di 60-90 cm erano scavate con pala e piccone. I muri avevano bisogno di almeno alcune pietre squadrate, quelle d'angolo. Poi c'erano le pietre degli stipiti e il pavimento del piano terra. Per questo lavoro si utilizzava lo scalpello a punta o a taglio e la mazzetta, ponte maciul. Ogni cantiere aveva un setaccio, crivel, per eliminare dalla sabbia i sassi e le altre impurità, e la vasca della calce che, mescolata con la sabbia, dava la malta per la costruzione del muro. Man mano che veniva costruita la casa si usavano impalcature in legno di abete, si issavano i materiali da costruzioni con le carrucole tirando la fune a braccio. L'ultima attività era l'intonacatura delle pareti. La malta di calce era stesa sul muro di sasso per renderlo liscio, uniforme e perfettamente piano, utilizzando diversi tipi di cazzuole, frattazzi e stadie. Le case non superavano mai i 3 piani con soffitta, circa 9 metri, a causa di possibili terremoti. La produzione e costruzione del tetto era una tipica attività da carpentiere, che doveva saper tagliare le travi con accetta e diversi tipi di seghe per dar forma agli incastri, rendendoli stabili e sicuri per tutta la lunghezza del tetto. I tetti con orditura in travi e travicelli di abete erano ricoperti con paglia e successivamente con scandole di legno, tagliata a spacco nel bosco con il tronco ancora fresco. I sottotetti servivano come cantina e ripostiglio per conservare alimenti e oggetti non utilizzati. Conclusi i lavori principali della casa e quindi arrivati al tetto, la compagnia di lavoratori formata per la costruzione dell'abitazione si scioglieva, non prima di aver festeggiato con un pranzo, l'Ikov, la fine dell'attività collettiva. Casa e stalla facevano parte di un unico corpo. Dalla casa si poteva accedere alla stalla che aveva il pavimento in sasso, codolat. Sopra la stalla c'era il fienile, collegato attraverso una scala e un foro nel pavimento, il gular, per far cadere il fieno nella mangiatoia, trasev. Fuori dalla stalla c'era il lettamaio, le danar. Al piano terra c'era la cucina con il lavabo in pietra, seglar, con sopra il ferro per appendere i recipienti dell'acqua, bandings. Non esisteva né impianto idrico né bagno in casa. Le donne andavano a prendere l'acqua e a lavare i panni alla fontana. Le fognature e i bagni iniziavano a essere costruiti nella prima metà del 1900, con l'avvento degli acquedotti. Non esisteva nemmeno l'elettricità e per illuminare le stanze si utilizzavano le candele o le lanterne a petrolio. Accanto alla cucina c'era il fogolar, che era il luogo caldo di ritrovo per la famiglia, con adiacente una stanza chiamata camarin, adibita a dispensa. Al secondo piano, proprio sopra, si trovavano le camere dove dormiva tutta la famiglia.
Il fuoco veniva acceso dalle persone che rimanevano di più a casa, le nonne o le mogli, che nel frattempo filavano, cucinavano o accudivano i bambini. È pensabile che nell'evoluzione dalla casa in legno alla casa di sasso, il primo vano ad essere costruito in muratura sia stato il focolare. Ancora oggi, in molte case tradizionali, si può notare il focolare, come corpo che sporge dal perimetro della muratura del piano terreno. La sua funzione era quella di scaldare l'abitazione in modo continuo, almeno nella sala adibita al pranzo, che era il luogo di ritrovo di tutta la famiglia dopo la giornata lavorativa. Era necessaria una manutenzione del camino, 1 o 2 volte all'anno, per eliminare eventuali ostruzioni dai tubi di condotta, al fine di non rischiare incendi. Sedersi o sdraiarsi sulle panche vicino al fuoco per un breve periodo, dopo mangiato, era il modo di recuperare le forze per ritornare a lavorare. Il focolare aveva inoltre la funzione di cottura di alcuni cibi, come la polente, che sfamava tutta la famiglia, il minestrone di fagioli, che era il tipico piatto per gli uomini che tornavano dal lavoro, la brovade, che si mangiava solitamente il sabato e la domenica. I portoni in legno massiccio, formati da diversi strati di tavole inchiodate con stipiti e arco in pietra, indicavano lo stato sociale della famiglia che vi abitava. Maggiore era l'accuratezza delle rifiniture degli stipiti, più alto era il livello di benessere di chi vi abitava. Lo zoccolo, parte inferiore, il pilastro, lato della porta, il capitello che collega il pilastro all'arco e l'arco che poteva essere di vari tipi. In generale, i portoni e le finestre erano montati per ultimi, insieme alle grate alle finestre. Ultima protezione prima di occupare la casa. I ballatoi erano la caratteristica tipica delle abitazioni dell'Alta Val Tagliamento. Il legno copriva quasi completamente la facciata, dando alla costruzione un aspetto di leggerezza e movimento, con l'incontro della linea obliqua delle scale con quella orizzontale delle terrazze. I ballatoi erano luoghi di passaggio che permettevano con le scale di passare da una stanza all'altra e nei diversi piani dell'abitazione. Servivano anche per l'essiccamento di pannocchie, di erbe e di piante alimentari e medicinali. Il legno di faggio con cui erano costruiti aveva una durata limitata, esposti alle intemperie. Nel giro di una decina d'anni era necessario sostituirli. Con l'aiuto del prof. Erminio Polo ci siamo interessati della casa tradizionale dell'Alta Val Tagliamento, ma in Carnia ci sono altre tipologie abitative che meritano ugualmente di essere descritte.